crois qu'il y en a et qu'il faut les découvrir. Cioè, credo che ci siano queste differenze tra una lettura francese di questo personaggio fantastico che è Casanova e una lettura francese che lo vuole vedere giustamente come un personaggio, uno scrittore francese, un filosofo francese, perché una delle ragioni per cui Casanova è stato arrestato, portato ai piombi, è che diffondeva una filosofia francese, detto in termini chiari. Ecco, perché questo era il pregiudizio che si aveva allora a Venezia. Venezia non riusciva a capire che c'era queste turbolenze intellettuali, chiamiamole illuministiche, che era la rivolta della borghesia contro un'aristocrazia che era diventata una nobiltà, un regime nobile. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa su Casanova, direi di no. Va bene, grazie, era molto bello fare questo happening davanti a questa chiesa, la chiesa della parrocchia di Giacomo Casanova. Lui è nato il 2 aprile 1725 e in questa chiesa è stato battezzato, ha tenuto anche le sue prime prediche come abate, perché la madre voleva avviarlo a una carriera ecclesiastica. Dunque, pur nella semplicità, questa manifestazione ha un bel spirito. Grazie. Albert, io una domanda la vorrei fare. Recentemente siamo stati a Palazzo Ducale e la guida ha introdotto, perché siamo stati nelle stanze delle sue prigioni, e ha introdotto appunto questo scrittore, questo avventuriero eccetera eccetera, e appunto ha spiegato che non è solo un libertino, ha fatto una descrizione molto bella e molto esauriente e direi quasi che coincide insomma con quello che abbiamo sentito oggi. Io vorrei chiedere a una persona così che vuole iniziare a addentrarsi nella sua vita, nelle sue opere, se puoi consigliarci qualche libro per iniziare. Una bella domanda, perché appunto Casanova è un personaggio complesso che non si è mai finito a conoscere. Sicuramente l'opera più importante è l'Histoire de ma vie, tradotto in italiano Storia della mia vita, che sono le sue memorie, un'opera enciclopedica, biblica, dalle dimensioni bibliche, dove lui racconta i suoi primi 50 anni, si ferma a una certa... le memorie si fermano al ritorno del suo primo esilio a Venezia, ed è bello anche lì come finisce questo racconto. Dice: il ritorno a Venezia fu per me il più bel giorno della mia vita. Molto bello. Ma se uno legge soltanto le memorie non viene a conoscere tutta la complessità della storia di Giacomo Casanova. Infatti, ad esempio, io mi sono occupato come editore della pubblicazione delle sue 2 traduzioni dell'Iliade di Omero. Nelle memorie non ne parla assolutamente. Si trovano in altri contesti discorsi su queste opere. Ma ecco, Casanova, traduttore di Omero, è uno degli aspetti poco visitati, poco conosciuti e poco capiti di questo personaggio. Io non sono un letterato, ma lavorando sull'Iliade, sulle sue opere, sulle traduzioni di Casanova, ho visto la complessità che bisognava avere per effettuare queste traduzioni, e Casanova le ha fatte senza uno studio, cioè non senza uno studio, senza un ambiente di studio, un luogo dove poggiare i suoi documenti, i suoi libri. Lo ha fatto viaggiando, dunque questo è ancora più straordinario, un po' come Omero, perché credo che neanche Omero avesse uno studio dove lavorare.
E là, in queste due opere, ad esempio le Iliadi, abbiamo la conoscenza di Casanova, letterato, classico, conoscitore dei classici, conoscitore della mitologia, che è un aspetto secondo me importante e quasi fondamentale per conoscere veramente Giacomo Casanova. Visto che mi hai fatto questa domanda, finisco questa presentazione con questa piccola recita, brevissima, in veneziano di Giacomo Casanova, che ho già fatto qui alcuni anni fa col professor Geimonat, che partecipava alle nostre iniziative. Grandea che covuè se tanto cara, del gran fio de Peleo cantè e abie, coera rovinosa, orrenda, amara, d'aspetto atroce ed ardente achie. Cantè quanto queira a costa cara e anime de mie eroi e mie, morti e ai ore d'inferno condannai, da cani e corvi corpi ne volai. Quando che penso a quella gran rovina, sono sforzato a dir che Dio così, perché si ben che l'uomo a mente fina, quando che vuol far male a quello e a questo, nonostante il se calma e non combina un cumulo di guai tanto funesto. Dunque, se sta causa un Dio, musa sincera, disene in cortesia sto Dio chi il gera. Sto Dio febole sta, figlio della tona di quello che fa piover tempesta, che fa sioni e bisabove e tona. Agamenon ingiuria manifesta fa crise e non rispetta la persona, crise che è prete e che gabbo la testa, appea Febo e Febo da sentenza chi greghi abbia a soffrire e a bestienza. L'istoria è questa: sto per crisi arriva e dritto va verso l'armata achea che in fassa Troia unida si tegniva e intende e imbarche in porto di Sigea. Pivial sacerdotesco il coversiva, scettro il portava e corona d'altea, verde e ustra, e li avrano con testa come Apollo su Dio e a porta in testa. Coppia de preziosissimi regali porta con lui sto vecchio venerando, erbe, recami, stoffe e minerai, e tutto fra i greghi riscattando Sofia che prigioniera molti mai deve soffrire in quel penoso bando. A Menelao e s'inchina a Agamenon a quire tutti e il fa sto bel sermon. Agamenon, esempio de valor, principi che se qua vaghi di gloria, pregui lei chi v'accorda il suo favor, che non combatte mai senza vittoria, possieu tornare in Grecia con onor, dopo Troia distrutta e veri storia, ve seibri dell'Asia vincitori e dei troiani abbietuti i tesori. Se pietà nei cuori vostri a mai lo sa, se per il Dio che servo ave rispetto, se ave riguardo per la vecchietà e se sapete cos'è paterno affetto, se sentimenti avete umanità, animo eccelso e sensi eroici in petto, esaudì generosi una preghiera e rendeme una cara prigioniera. Sta cara prigioniera se mia figlia Criseida, dei me di dolce sostegno, a se te sti presenti in cortesia, che di buon cuore rassegnarve vegno, che serva a riscattarla e che sia rimessa in le mie mani e in altro regno, che la vegna con me che son so pare e che tante lacrime.